weekend ad alto tasso alcolico a Jesolo, dove è stata multata anche una 14enne di Castelfranco Veneto. Con sé aveva una bottiglia di vodka, alcol tra i minorenni, problema diffuso, dicono gli operatori. Ci sono giovanissimi ubriachi in spiaggia anche di giorno, raccontano diversi bagnanti. La situazione sta degenerando soprattutto tra i minori, il problema è educativo. Dramma Torre di Mosto, ex guardia giurata di 56 anni tenta di uccidere la moglie cinquantenne accoltellandola al suo arrivo in auto, poi si toglie la vita in garage con una balestra. La coppia ha 2 figli. Il divorzio fra Letta e Calenda per Ferrazzi del Partito Democratico, un atto ingiustificato senza alcuna logica. Roberto Caonna di Azione dà la colpa ai Dem e all'alleanza con i partiti anti-Draghi. Sorpreso dai carabinieri mentre stava compiendo un furto di formaggio, l'ennesimo, arrestato un 55enne di origini indiane che era riuscito a intrufolarsi in un'azienda agricola del Mottense. 66 anni fa la tragedia della miniera di Marsinelli in Belgio, in cui morirono 262 minatori, tra loro Mario Faccin di Codogné. La figlia Ivana, allora dodicenne, ricorda quei terribili giorni. Ha solo 9 anni, ma un senso civico da cui anche gli adulti dovrebbero imparare, premiato dal sindaco Conte, il piccolo Filippo che ogni giorno pulisce la strada e i marciapiedi vicino a casa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'ennesimo weekend ad alto tasso alcolico vissuto a Jesolo. Protagonisti diversi trevigiani, tra questi una ragazzina di appena 14 anni che è stata sanzionata. Partiamo da qui. Durante la nottata di sabato, quindi in vigenza dell'ordinanza, i vigili, la polizia locale hanno rilevato questa ragazza minorenne di 14 anni con in mano una bottiglia di superalcolici, quindi è stata sanzionata come da ordinanza. Ha appena 14 anni ed è di Castelfranco Veneto, la ragazzina multata nel weekend a Jesolo nel corso dei controlli anti-alcol avviati dalla nuova giunta comunale, che sul tema ha imposto un giro di vite sulla detenzione e la vendita da sporto. 200 euro la multa che gli agenti di polizia locale hanno comminato ai genitori della teenager, un caso limite in una notte, l'ennesima ad alto tasso alcolico. Non è un tema che riguarda strettamente la sicurezza, perché presumo che questa ragazza e i suoi amici non fossero pericolosi per gli altri, però è sicuramente un tema di rilievo sociale. Quindi una delle cose che noi abbiamo visto quest'estate, e questa non è una cosa che possono risolvere i sindaci, le forze dell'ordine, ma probabilmente è un tema educativo, c'è un uso crescente, soprattutto da parte dei minori, di sostanze alcoliche e stupefacenti. Quindi questo è un po' un campanello d'allarme su cui penso che la società debba avviare una riflessione. E nel fine settimana sono state sanzionate anche altre 5 persone. Multato per 700 euro pure il titolare di un mini market beccato mentre vendeva birra a 3 minorenni. Ora l'attività rischia la chiusura. Che il consumo di alcol tra i giovanissimi sia non solo generalizzato ma aumentato esponenzialmente lo confermano gli stessi operatori. Spesso viene acquistato altrove. Alla sera la gente è sempre un po' più brutta negli ultimi anni, quindi è sempre un po' più pericoloso restare aperto a lungo. È chiaro che appunto se facciamo la festa, che c'è tutta la sicurezza, siamo più sicuri, però se rimaniamo tra di noi comunque sì, i ragazzi si fanno sempre un po' più cattivelli, diciamo. Comunque tante compagnie vanno in cerca anche dello scontro. Se da un lato i titolari dei chioschi rivendicano comunque la sicurezza delle loro attività perché monitorate, dall'altro espongono un altro problema, a loro dire irrisolto. I problemi che vediamo sono lo spazio, effettivamente tutti gli spazzatori che sono qui in zona che creano problemi. Naturalmente sappiamo che dove c'è domanda e offerta ci sono anche loro, quindi è quello secondo noi il problema numero 1. Sono soprattutto africani e marocchini che li vedi qui nella spiaggia, però sì, sicuramente è questo l'unico problema secondo noi che deve essere sistemato qui in Piazza Mazzini. Dopo i giovani si sa, prendono l'alcol da casa, se lo portano via da casa eccetera, però diciamo che se si è organizzati si riesce a sistemare e a sopperire questo problema. Sempre sul fronte della lotta all'alcol, inoltre nel weekend sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 3 soggetti, un 43enne trevigiano, un bolognese e un veneziano. Questo tema si intreccia anche con la sicurezza stradale. Per fortuna episodi gravi non ne sono successi, però sappiamo che il tema dell'abuso di sostanze significa anche poi per chi si mette alla guida il rischio anche di incorrere in gravi incidenti, quindi dobbiamo continuare nella sensibilizzazione e dopo la pandemia ancora di più. C'è poi la testimonianza di diversi bagnanti, tanti quelli trevigiani soprattutto in questi giorni. Ci sono giovanissimi ubriachi in spiaggia anche di giorno, queste le loro parole.
Qua è proprio un disastro, È preoccupante anche uscire, perché se trovi la banda che vuole fare casino, Ce n'erano due che erano, come si suol dire, masticati, proprio fatti come i peri. Cioè in mezzo alla spiaggia a disturbare la gente, cosa come. Ma con le bottiglie da bere e tutto quanto, e dopo sentire uno che si dice andiamo a farci una canna. Poi arrivano con le sacche di birra, se c'è birra dentro, o superalcolici. Sono sempre più giovani, bambini di 12-13 anni che girano con la vodka. Questo è vero, diciamo che ci sono tanta gente giovane che gira. Non era così magari una volta. Giovanissimi, 16, 18, 20 anni, quelli più anziani. Ragazzi molto molto giovani comunque rispetto a tanti anni fa, che erano magari un po' più maturi, che facevano queste serate un po' movimentate. Perché vogliono fare festa, vogliono fare musica, cioè vogliono ballare, quindi fanno casino e si fanno fighi davanti agli altri, però quando sono da soli normale, Jesolo è così, non è che... 16 anni, 17, ma dipende, anche trentenni, cioè quando tu sei ubriaco non sai come reagisci, quindi ti dai una spallata per sbaglio mentre balli e l'altro ubriaco, cioè comunque inizia. Secondo me è una cosa che io ho visto dalle notizie crescere di più negli ultimi anni. Io sono venuto qua anche a 19 anni, non era così. Io ho assistito qualche volta, venendo a Jesolo, a questa gioventù scalmanata. Molto maleducata, perché noi abbiamo anche l'ombrellone e i sdrai prenotati, troviamo sempre gente seduta, anche se ci sono gli asciugamani che si appoggiano là come che fosse su, insomma. C'è una maleducazione della gioventù di adesso. Rimaniamo nel Veneto orientale per il fatto di cronaca del giorno. Ci colleghiamo con Torre di Mosto, che nel pomeriggio è stato teatro di una tragedia familiare, ma ci racconta tutto la nostra Daniela Sizia, che si trova a Torre di Mosto con Simone Merlo. Buonasera Daniela. Buonasera Cristian, buonasera anche ai telespettatori. Come vedete alle mie spalle c'è la scientifica che ha fatto il sopralluogo qui in zona. Qui siamo in via Roma, dietro la vedete, la Lancia Y della donna che è stata aggredita e pugnalata più volte dal marito. È accaduto nel pomeriggio, lei stava facendo dei lavori domestici qui nel negozio del barbiere del paese, è tornata in macchina, un agguato perché il marito l'aspettava qui fuori in macchina. Appena lei è salita si è chiusa dentro, ma ad un certo punto lui lo vedete con il portabiciclette che è per terra, ha distrutto il finestrino e poi con un coltello da cucina l'ha pugnalata più volte alle mani, al torace ed anche sulle braccia. Lei ha iniziato a gridare, gridava mi vogliono uccidere, mi vuole uccidere. A un certo punto sono accorsi il barbiere, ma anche molti residenti che hanno cercato di soccorrerla con gli asciugamani che vedete alle mie spalle, a terra ancora insanguinati, e hanno chiamato ovviamente il suo M118 che ha trasportato la donna in ospedale a San Donà, dove è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe però in pericolo di vita. L'uomo poi da qui è scappato, forse ha pensato di averla uccisa o forse ha desistito per l'arrivo di tante persone e è tornato nel suo garage che è proprio a 50 metri da qui, e lì si è ucciso con una balustra. Loro erano con una balestra, loro erano separati da mesi. Lei viveva in un altro paese, viveva in un'altra casa e sembra che avesse già presentato una denuncia proprio ai carabinieri perché lui la picchiava. Lui è una guardia giurata che lavora nel veneziano ma anche con sede nel trevigiano. Lei, come vi ho detto, faceva dei lavori domestici, tra i primi proprio a correre qui in questo luogo sono stati marito e moglie, e sentiamo proprio le parole della signora che davvero era ancora sconvolta. No, io conosco di più lei, la moglie. Sì, la signora che è stata accoltellata l'abbiamo soccorsa io e mio marito. Cosa è successo? Cosa ha visto? No, mio marito ha visto lui che scappava e la signora è stata accoltellata in più parti del corpo.
Ha detto qualcosa? Sì, l'abbiamo sentita gridare e addio, aiuto, aiuto, mi uccide e poi siamo andati là, era piena di sangue, abbiamo cercato di tamponare le ferite e queste cose, insomma, abbiamo cercato di tenerla sveglia e abbiamo fatto quello che si poteva. Tutto là finché sono arrivati i soccorsi. Lei la vedo provata, insomma, a vedere una cosa del genere. Cose che non si vorrebbe mai vedere queste, specialmente in un piccolo centro come il nostro, però insomma tutto il mondo è paese e succedono anche qua. La signora era fuori di casa già da diversi mesi, abitava per conto suo e siccome lavorava qua nei dintorni faceva le faccende domestiche in giro per le case e probabilmente lui l'ha aspettata sotto. Lei era in macchina ancora? Era in macchina. Non ha fatto neanche in tempo a scendere? No, lui ha preso il portabiciclette, ha spaccato il finestrino, gliel'ha tirato addosso e poi con un coltello da cucina l'ha pugnalata in diverse parti del corpo. Tutto qua. Tanta paura. Tanta paura. Noi abbiamo preso tanta paura. Lui dopo è scappato? Lui è scappato in macchina, ha fatto il giro del condominio e poi l'ha fatta finita. Dove? Qua dietro. Lui abita dietro là, c'è il garage sotto, la cantina, il garage e con la balestra si è tirato un colpo. Dunque Christian ci raccontava anche il marito della signora che fra l'altro è un volontario della Croce Rossa che è stato colpito davvero tantissime volte con questo coltello e poi ci diceva anche noi avevamo paura perché avevamo paura che lui fosse andato a prendere la pistola, quindi sono stati attimi di terrore. Lui si chiamava Michele Beato del 65 mentre la donna ricoverata all'ospedale di San Donà, Rosa Gilletti del 71, hanno 2 figli e come vi ho detto erano separati da mesi. Ora le indagini dei carabinieri per ricostruire i minuti prima, anche i giorni prima, per capire che cosa sia scattato nella mente del marito. Cristian, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero Daniela, a te e a Simone Merlo per tutti questi aggiornamenti da Torre e di Mosto. E noi andiamo avanti con il telegiornale, voltiamo pagina, parliamo di economia. In vista della vendemmia 2022 c'è un allarme molto forte della Coldiretti, manca la manodopera, circa il 30% del totale. Inizieremo appena dopo Ferragosto con le uve precoci in pianura, ma la difficoltà soprattutto per la manodopera si riscontrerà quando inizieremo in collina, nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, dove là effettivamente quasi tutto viene raccolto a mano e quindi con professionalità da parte degli operatori. Si preannuncia una vera e propria corsa contro il tempo in vista della vendemmia 2022, di fatto anticipata a causa delle temperature roventi che hanno accelerato i processi di maturazione, natura che certo non aspetta le pastoie e le incertezze del mondo del lavoro. Sicuramente manca un 30% nel nostro territorio, a livello nazionale più del 50% manca. I settori colpiti fortemente sono l'agricoltura e a seguito il turismo, di cui ne facciamo parte con il settore agrituristico. I lavoratori che mancano all'appello dovrebbero arrivare soprattutto dall'estero, molti fuori dai confini dell'Unione Europea. A regolare questo aspetto tutt'altro che irrilevante è il decreto flussi, che prevede semplificazioni burocratiche per collaboratori e imprese, ma anche qui le richieste superano di gran lunga le disponibilità. A oggi, se facciamo un punto di situazione a livello nazionale, fra le 42.000 persone che dovrebbero essere introdotte da extracomunità europea come lavoratori per la raccolta, siamo sì a 10.000 sul suolo nazionale. Treviso tendenzialmente ha dalle 3.000 e 3.500 assunzioni per raccolta, che spero che quest'anno vengano soddisfatte, perché la necessità è veramente importante per il settore. Per Coldiretti l'unico modo per colmare il vuoto occupazionale sta in un parziale ritorno al passato. Una volta avevamo uno strumento proprio per le raccolte che va dalle uve ai kiwi e al radicchio. Lo strumento fondamentale per le aziende agricole era il voucher. Sarebbe cosa buona e giusta poter ripristinare uno strumento che era dinamico, versatile e fondamentale per le aziende agricole del territorio.
C'è la cronaca, sorpreso dai carabinieri di Conegliano mentre stava compiendo un furto di formaggio. Oltre ai soldi in cassa, arrestato nella notte un 55enne di origini indiane che era riuscito a intrufolarsi in un'azienda agricola nella zona di Motta di Livenza, da dove stava per fuggire con prodotti caseari e fondo cassa. Allarme e videosorveglianza hanno consentito ai titolari di chiamare in tempo i militari, che sono riusciti a fermare il ladruncolo. Messo alle strette, il 55enne ha riconsegnato anche altri formaggi rubati nei giorni precedenti nella stessa azienda. Sempre i carabinieri a Conegliano venerdì avevano arrestato, sempre in flagranza di reato, 2 giovanissimi moldavi che in un supermercato di Viale Italia avevano portato via varie bottiglie di liquore, malmenando 2 dipendenti del negozio per guadagnarsi la fuga. E ci sono poi anche i ladri di monopattino. Una volta c'erano quelli di biciclette. Nel Vicentino, pensate, è stato denunciato anche un 50enne trevigiano. Castelgomberto. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso per aver rubato un monopattino elettrico 2 italiani, un 52enne originario del Trevigiano e un 35enne di Arzignano, denunciati dai carabinieri. Tutto è successo a luglio, quando un cittadino di Castelgomberto, che era andato in centro per sbrigare alcune commissioni, ha appoggiato il suo monopattino senza però attivare nessun sistema d'allarme. I 2 denunciati, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, che erano a bordo di un'auto, si sarebbero avvicinati al monopattino per caricarlo in velocità a bordo e darsi alla fuga. Il legittimo proprietario del monopattino ha denunciato il furto ai carabinieri della stazione di Trissino, che hanno avviato le indagini e dopo una serie di testimonianze raccolte e accertamenti sono riusciti a ricostruire le dinamiche e denunciare i 2 soggetti già noti alle forze dell'ordine. La politica con il divorzio tra Partito Democratico e Azione di Calenda va all'attacco il senatore dem veneziano Andrea Ferrazzi. Nessuna motivazione logica, razionale, non c'è nulla di quello che è avvenuto nei giorni successivi che non fosse già scritto e stabilito all'interno di quell'accordo, e quindi oggettivamente è stata una cosa incomprensibile sul piano della tenuta del patto e devo dire anche incomprensibile dal punto di vista politico. Non usa mezzi termini Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, che definisce il voltafaccia di Calenda come un atto ingiustificato. Tutto era scritto nero su bianco, ma al momento di definire l'alleanza anche con Verdi e Sinistra Italiana è arrivato il fulmine a ciel sereno. Nel momento in cui poi si apriva la possibilità di poter vincere le elezioni era del tutto evidente che non si poteva, ma si dovevano fare che cosa? Si dovevano fare degli accordi elettorali, cioè mentre quello con Calenda e più Europa, quindi Calenda, Ridova e Bonino, era un accordo diciamo per il governo e quindi un accordo scritto sui contenuti con delle linee di demarcazione chiare e delle cose chiare da fare, l'accordo poi siglato con le altre forze politiche era già stato, come dire, messo nel piatto con Calenda, poi così è stato fatto, un accordo elettorale. È la legge elettorale, spiega Ferrazzi, che costringe, avendo una quota uninominale alta, ad accordi di questo tipo. Ma Calenda, dopo l'abbraccio con Letta, ha scelto per il dietrofront immediato, lasciando, secondo i sondaggi, più terreno al centrodestra. Il PD deve essere una forza espansiva, che non si chiude in riserve indiane immaginando che qualcun altro debba fare il leader non si sa di quale coalizione e che qualcun altro debba prendere i voti di chissà quali moderati. Il PD ha tutte le carte in regola per essere un partito credibile, perché è stata la forza politica credibile che ha tenuto la barra dritta. E arriva la risposta di Azione, dei rappresentanti veneti di Azione, così Roberto Caon. Calenda aveva chiesto determinate caratteristiche della coalizione, che non arrivassero dentro determinate persone che non avessero mantenuto la parola o la fiducia a Draghi. Questa cosa non è successa, è venuta meno, automaticamente è venuto meno anche gli accordi. L'alleanza tra Azione ed il Partito Democratico non è stata rotta da Carlo Calenda, è stata rotta nel momento in cui il PD ha iniziato a trattare con partiti come i Verdi e Sinistra Italiana, che hanno una visione politica diversa rispetto ad un patto che era stato stretto su un punto fondamentale, l'agenda Draghi. Lo stesso Caon fa parte di quella componente uscita da Forza Italia dopo che il partito aveva scelto di non partecipare al voto di fiducia richiesto dal governo il 20 luglio. Noi vogliamo continuare questo momento che Draghi ci ha dato la possibilità all'Italia di ripartire. Siamo il primo paese in Europa per quanto riguarda il PIL,
questo vuol dire che è stato lavorato bene. Buttare via tutto oppure cercare di fare una coalizione per cercare solo un discorso dei numeri perché la legge elettorale te lo impone, per serietà nei confronti degli italiani si è ritornati a quello che Calenda aveva sempre detto, a un partito che vada avanti da solo, che abbia delle gambe e con delle prospettive per gli italiani. Secondo Roberto Caon, la condotta seguita da Azione è coerente con quelle che sono le linee che caratterizzano il movimento fin dalla sua fondazione. È vero che l'attuale legge elettorale premia le coalizioni, ma a questa legge elettorale non vanno sacrificate le fondamenta programmatiche di un partito. Calenda aveva valutato, aveva cercato di creare i presupposti per fare una coalizione. Non è stato ascoltato quello che chiedeva Calenda alla fine e alla fine Azione è ritornata esattamente come quando era nata, esattamente un partito che vuole fare qualcos'altro da questi due poli che sono messi assieme tramite una cattiva legge elettorale. Andiamo adesso a Treviso capoluogo in centro per la denuncia della signora Stefania. Sentiamola. Ci sentiamo immersi nel traffico, quindi è un disagio. Sfiderei chiunque a farlo senza vedere nulla, ecco. La signora Stefania è totalmente non vedente, è residente a Treviso. Ogni giorno utilizza gli autobus per muoversi in città e per recarsi al lavoro all'ospedale. Ha deciso di rivolgersi ai nostri microfoni per segnalare le difficoltà che vive quotidianamente nel muoversi all'interno del centro storico, a causa della mancanza di autobus e di fermate preposte per via di cantieri che interessano le vie centrali e che la obbligano a recarsi al di fuori delle mura cittadine per prendere l'autobus, che per una persona non vedente senza accompagnatore o un cane guida può rappresentare un vero e proprio disagio. Io ci metto mezz'ora ad attraversare la città per andare alla fermata, l'unica più vicina, e solo al ritorno perché all'andata dovrei andare in stazione che non sono capace di arrivare. Stanchezza, caldo, barriere architettoniche e traffico rappresentano un vero dramma per chi è disabile e non vedente, che potrebbe cadere vittima di attacchi di panico nel bel mezzo del traffico perché potrebbe perdere i punti di riferimento, potrebbe sbattere su qualcosa di non segnalato o essere vittima di incidenti. Ci sono lì tutti i lavori in corso, c'è un caldo da morire, c'è la stanchezza magari del fine turno di lavoro e soprattutto imparare i riferimenti, imparare il marciapiede, la buca, tutto quello che ci va dietro, imparare una strada senza vedere. Sicuramente un tema degno della massima attenzione che dovrebbe comportare un supplemento di riflessione per chiunque rivesta un ruolo pubblico. È tutto un rischio. Le strade nuove vanno conosciute, che trovino delle soluzioni, perché noi le abbiamo anche già proposte. Se loro facessero una linea che gira intorno al PUT interno con delle fermate in vari posti, saremo più vicini, ma all'interno di questo PUT esterno che è difficilissimo, impossibile da attraversare. Si sono tenuti oggi in Duomo a Mestre i funerali di Paolo Giusto, fondatore della Polisportiva a Mogliano. È scomparso a 72 anni dopo essere stato travolto negli USA mentre era in sella alla sua moto. Ad attendere il feretro di Paolo Giusto sul sagrato del Duomo San Lorenzo stamattina a Mestre c'erano i figli Alessandra e Andrea con i suoi adorati nipoti. Per lui fiori bianchi e rossi, anche a forma di cuore, l'ingresso accompagnato dal parroco Don Gianni Bernardi, che ha officiato l'omelia per l'addio al professore in pensione del Giordano Bruno di Mestre e allenatore del CUS Venezia, fondatore storico della Polisportiva di Mogliano, morto a 72 anni lo scorso 1 giugno, dopo essere stato investito negli Stati Uniti mentre era in sella alla sua Harley. Molto conosciuto anche a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile. Eri un uomo nato e cresciuto libero, ha detto di lui la figlia Alessandra, ricordando anche la mamma venuta a mancare per un brutto male 20 anni fa. Non sarà facile papà vivere senza di te, già ora è molto difficile, ma ora tu viaggia libero con la tua moto e la mia mamma. Il viaggio continua papà, ti voglio tanto bene papino mio, mi manchi tanto Alessandra. Applausi e lacrime in un Duomo gremito di gente in abiti colorati come dalle ultime volontà di Paolo ricordate dai figli.
e tante lacrime, comprese quelle delle sue ex allieve della pallavolo, le ragazze del 67. Insieme manterremo vivo il Golipondo. Grazie Paolo. Un'altra omelia per Paolo Giusto verrà celebrata anche a Sanremo, dove si era trasferito da tempo. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ricordare insieme la tragedia di Marcinelle. Esattamente 66 anni fa, l'8 agosto del 1956, morirono 262 operai, tantissimi veneti, tra di loro anche il trevigiano Mario Piccin. All'epoca aveva soltanto 36 anni. A ricordarlo è la figlia Ilvana. Ieri una toccante cerimonia a Codogné. Mio papà era un uomo meraviglioso, buono, era tanto affettuoso e guardi, non l'ho mai sentito, benché lavorassi in miniera, lamentarsi mai, non diceva mai. Era il 1950 quando papà Mario si trasferì in Belgio con la famiglia per lavorare in una miniera. Una storia, quella degli immigrati italiani, che accomuna molte famiglie e che è specchio di un'epoca e del paese. Un viaggio lungo e faticoso, quello per arrivare in Belgio, che ci porta indietro di più di 50 anni. Siamo partiti, siamo arrivati a Milano. A Milano siamo stati 3 giorni sotto la stazione, ci hanno visitati tutti e dopo siamo arrivati a Namur. Da Namur là è arrivato il papà e ci ha portato al campo del San Nicolà. 8 agosto 1956, una giornata d'estate che per Ilvana e suo fratello sembrava uguale a tante altre, passata nella colonia che la miniera metteva a disposizione dei figli e degli operai, ma che un fumo nero che spuntava dalla montagna ha reso tesa e cupa. Ci sono bambini che il papà lavora al Bois du Casier. Sì, abbiamo quelli che c'erano e ci hanno riuniti tutti. Allora là io ho capito che qualcosa era successo e quando siamo ritornati alla sera di solito ci lasciavano là dal tram e la mamma non c'era e ci hanno accompagnati nella baracca. Allora quando sono arrivata a casa ho capito che la tragedia era grande, insomma. Hanno aspettato 2 settimane le famiglie dei dispersi, ma a quel punto le speranze di trovare ancora qualcuno in vita si erano spente. Abbiamo aspettato 16 mesi e è stato avevamo anche speranze di trovare, però dopo la seconda settimana, fine agosto, un salvatore in italiano ha detto tutti morti e là le speranze si sono finite, insomma. Nonostante la tragedia vissuta, la signora Ilvana è sempre rimasta legata a quel luogo in cui torna spesso, ma quest'anno Ilvana è rimasta a casa perché, per onorare la memoria del padre Mario Piccin, la sindaca di Codogné, Lisa Tommasella, ha inaugurato una targa per non dimenticare il sacrificio di tante persone che hanno lasciato la terra natale per lavorare e dare dignità alla propria famiglia. Sono stati gentilissimi, hanno fatto una cosa bellissima a Codogné. E ora le immagini, ma soprattutto il suono delle campane della chiesetta di San Lorenzo a Farra di Soligo, che un giovane campaner, Gianluca Andreola, continua a far rintoccare, portando avanti la tradizione che vuole le campane a festa diversi giorni prima della festa del Santo e fino al 10 agosto. Una sinfonia tramandata di generazione in generazione, come ha ricordato il sindaco Mattia Perencini in un post dedicato proprio al giovane campaner, che ci si augura continui a mantenere viva questa tradizione. Ma sentiamo il suono di queste campane. E ha da poco finito la quarta elementare, ma un senso civico da cui anche gli adulti dovrebbero imparare, il piccolo Filippo Flora, bambino trevigiano premiato in mattinata dal sindaco Mario Conte. Lo vedete ogni giorno, pulisce con tanto di pinza, raccoglie tutto, acquistata da lui, la strada e i marciapiedi vicino a casa. Nell'ultimo anno si è preso l'impegno di tenere pulito il sottopasso che collega Viale Europa con Via Appiani. Conte ha dunque voluto premiare il suo senso civico, la sua sensibilità e la sua attenzione alla
dell'ambiente con un attestato. Il suo, ha commentato il primo cittadino, è un esempio positivo di attenzione e di amore per la nostra Treviso. E le iscrizioni sono aperte per la Run for Children del 9 settembre, corsa solidale a favore di Lilt e Giocare in Corsia. Partiamo da adesso in poi fino a settembre con varie attività per divulgare e per dare i volantini, insomma, della Run for Children e per raccogliere iscrizioni che sono già presenti, sono già partite da un mese. Abbiamo 16 punti di iscrizione a Treviso e nei dintorni di Treviso che si possono vedere appunto sulla pagina Facebook Run for Children Treviso. Quest'anno puntiamo ai 2000 iscritti, che significherà una bella donazione a Lilt Giocare in Corsia come ogni anno. La Run for Children è nata nel 2017 appunto per raccogliere fondi da destinare a Lilt, quindi Lega Italiana Lotta Tumori, e specificatamente a Giocare in Corsia, che è appunto l'associazione che opera nel reparto pediatrico sia di Treviso che di Conegliano. Per noi è stata una missione veramente fin dall'inizio, l'evento cresce ogni anno e l'anno scorso erano 1700 iscritti, abbiamo detto quest'anno siamo nel 2022, dobbiamo fare 2022 iscritti, speriamo di riuscirci e contiamo nella collaborazione di tutti. Treviso in generale, non solo nei nostri confronti, ma in generale vediamo che nei confronti delle attività benefiche c'è veramente una comunità molto attiva, veramente questa è una bellissima cosa, perché io dico sempre: nessuno è immune, tutti possiamo essere coinvolti direttamente o indirettamente da qualcosa. Abbiamo questa ricchezza, tra virgolette, di umanità, di tante persone che sono socie e dobbiamo metterla a disposizione. Andiamo adesso a Belluno. Infortunio in casa dalle conseguenze gravi oggi a Trichiana. Un 61enne del posto ha perso l'equilibrio ed è volato per 3 metri mentre era intento a tagliare una trave del solaio nell'abitazione della figlia. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge e è provveduto a sequestrare l'area dell'incidente come disposto dall'autorità giudiziaria di Belluno. Nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 34 anni è stato soccorso dai sanitari in seguito all'abuso di sostanze stupefacenti in pieno centro cittadino e più precisamente in via Sottocastello, che da tempo è teatro di atti vandalici e consumo di sostanze. Il tutto mentre si discute in maniera molto animata dell'ordinanza della Giunta De Pellegrina che prevede lo spegnimento di tutti i lampioni del capoluogo dalle 2:30 alle 5 del mattino. L'intervento di soccorso nella nottata tra venerdì e sabato. Siamo in via Sottocastello, nel cuore del centro cittadino, e alcuni passanti si accorgono di un uomo riverso a terra, apparentemente privo di sensi. Scatta immediata la chiamata al 118, che si presenta sul luogo con un'ambulanza accompagnata da una pattuglia della polizia e che trasporta l'uomo, 34 anni e ospite di una comunità terapeutica, all'ospedale San Martino di Belluno in condizioni fisiche riconducibili all'abuso di droga. È in condizioni precarie e quindi bene hanno fatto i cittadini che hanno chiamato l'ambulanza, le forze dell'ordine, a cui naturalmente va il mio ringraziamento, e il mio auspicio è che quest'uomo si riprenda. Però la lezione che traggo più generale da questo brutto episodio è che va evitato in tutti i modi il consumo delle sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che quest'area della città, proprio alle spalle del Duomo e Palazzo Rosso, è interessata da episodi di cosiddetto degrado, anzi, numerosissime nel corso degli anni sono state le segnalazioni dei residenti a seguito di episodi vandalici a scapito delle proprietà limitrofe e quasi sempre legati al consumo di sostanze e bevande alcoliche. I residenti vorrebbero dunque che fosse posta maggiore attenzione in un'area che né gode di buona fama dal punto di vista delle frequentazioni né dispone di strumentazioni di sorveglianza al pari delle altre zone del centro. Che è una via che ha delle potenzialità enormi dal punto di vista turistico e culturale. Dopodiché è un tema attenzionato dal sottoscritto e dall'attuale amministrazione da parecchio tempo, ne siamo consapevoli, è un problema complesso che ha varie sfaccettature. Ci impegneremo in questi 5 anni per fare in modo che questa splendida via torni a essere una via veramente bella e visitabile in tranquillità e in sicurezza. Il tutto mentre si discute animatamente del provvedimento dell'amministrazione che prevede lo spegnimento di tutti i lampioni cittadini nell'orario notturno, che va dalle 2:30 alle 5 del mattino e che di fatto lascia la città al buio. Una questione derivante dagli aumenti del costo dell'energia e dalla grave situazione in cui si trova il bilancio delle casse comunali, ma che rischia allo stesso tempo di intaccare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. È stata una scelta sofferta,
quasi obbligata direi e necessitata dalle contingenze temporali. Certo è che abbiamo cercato, io per primo, di trovare un ragionevole compromesso tra due opposte esigenze, da un lato quella del risparmio energetico e dall'altra quella di garantire la sicurezza, perché non lo nascondo, io ho sempre detto anche nella passata consigliatura che il buio è amico dei comportamenti incivili e delinquenziali. Con un totale di 37 punti il quartiere Duomo si aggiudica il drappo del Palio di Feltre 2022, realizzato da Tahar Ben Jelloun, il famoso scrittore, poeta e pittore franco-marocchino. Seguono nella classifica complessiva al secondo posto con 31 punti Santo Stefano, al terzo posto con 25 punti Castello e al quarto con 20 punti Portoria. Un ringraziamento particolare anche da parte del sindaco Viviana Fusaro al grande spirito di appartenenza dimostrato sia dai nonni che trasmettono i valori, sia ai nipoti che ne portano avanti l'eredità. Così il primo cittadino: ci sentiamo entusiasti e orgogliosi, ha sottolineato Fusaro, di partecipare per la prima volta a questa manifestazione che con il suo 43esimo anniversario ha dato davvero tanto a questa città che tanto merita e che a sua volta ha tanto da dare ai suoi cittadini. Così per l'appunto il nuovo sindaco di Feltre. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. C'è il meteo, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Una perturbazione agisce al centro-sud, al nord invece, più vicino all'anticiclone che staziona nell'Europa centrale, il tempo si manterrà tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di martedì 9 agosto. Sul Veneto la giornata si caratterizzerà per le generali condizioni di bel tempo. Come vediamo avremo tanto sole e cielo limpido, salvo per qualche isolato addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma senza conseguenze. Caldo gradualmente più sopportabile, avremo temperature minime comprese tra i 14 e i 23 gradi, massime invece oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno. Poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche innocua nube sui monti e sull'alta pianura. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sole prevalente, avremo qualche annuvolamento, ma insomma senza piogge. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.